Emergono sempre più particolari agghiaccianti sulle ultime ore di vita di Mirko Saccheri, il pensionato di 67 anni, residente a Udine in via Strasoldo 2, Celibe, ritrovato senza vita nel tardo pomeriggio di ieri nei pressi di un canale scolmatore in piena campagna nella periferia est del capoluogo friulano. Il corpo dell'uomo è stato ritrovato da un testimone che ha riferito alla polizia di aver visto 3 persone, l'uomo e 2 donne, nello stesso campo dove più tardi ha trovato lui stesso il cadavere. Scoperto, grazie al fiuto del cane, il testimone ha chiamato immediatamente il 113. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile di Udine guidata dal dottor Massimiliano Ortolan, insieme ai carabinieri di Pordenone, che hanno verbalizzato prime dichiarazioni fatte ieri sera dalle 2 ragazzine protagoniste della vicenda. Le parole del dottor Ortolan raccolte a caldo questa mattina in questura Udine. Ci sono molte cose da chiarire in questa vicenda e pertanto attualmente non è possibile parlare della vicenda o approfondirne i particolari. In questo momento le ragazze sono state tradotte a Trieste? Penso che siano adesso in zona Trieste e saranno sentite dal PM della Procura con persone della squadra mobile. Sarà ora l'autopsia a chiarire le cause del decesso. La morte potrebbe anche essere stata non provocata. 2 le piste battute dagli inquirenti, improvvisa caduta o arresto cardiocircolatorio. Di omicidio ancora non si parla, ma clamoroso colpo di scena, nelle ultime ore emerge un fatto importante. Le 2 ragazzine confessano di aver strangolato l'uomo.